La collaborazione con il Ministero per un luogo importante della vostra regione. Una collaborazione assolutamente importante, direi un gioco di squadra che ci ha permesso e ci permetterà di recuperare, credo, uno dei siti più belli che abbiamo nel nostro paese, anche estremamente importante in questo momento perché si tratta di uno dei siti che sono stati scelti come candidatura unica per l'UNESCO. Palmanova ha una sua storia importante e noi vorremmo davvero che diventasse un centro di attrazione turistico, storico, culturale ed è per questo che mettiamo risorse insieme al Ministero. Ci sono degli interventi urgenti da fare anche perché una parte del sito richiede davvero degli interventi urgenti, in particolare le caserme napoleoniche, alcuni interventi che verranno fatti sui bastioni, queste prime risorse verranno utilizzate per quello e poi dopo c'è un impegno di più lungo respiro, come ricordava sia il Ministro che il Sindaco di Palmanova, per la ricerca anche di fondi comunitari in modo che ci sia una valorizzazione che dura nel tempo. È un passo importante perché mette a disposizione risorse ma soprattutto perché impegna il Comune, la Regione e lo Stato insieme a procedere nel recupero straordinario di Palmanova, delle sue mura, del suo centro storico, una cosa davvero unica al mondo, di una bellezza ineguagliabile e quindi un investimento del sistema paese. Assessore Torrenti, la collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero dei Beni Culturali è molto collaudata. Sì, una collaborazione che va avanti ormai da tempo, che ha avuto molti punti di riferimento, che ha avuto molte iniziative congiunte. Questa è un po' la dimostrazione, il vertice, ma sappiamo la Fondazione Aquilei ha altre iniziative molto importanti che hanno potuto consolidarsi in questi ultimi 2 anni e quindi siamo assolutamente ottimisti perché continuerà su Trieste, continuerà su altri punti, con Miramare, insomma, quindi diciamo, non c'è dubbio che la Regione ha risposto bene alle sollecitazioni del Ministero, ma non c'è dubbio che il Ministro Franceschini altrettanto ha risposto bene a quelle che erano le nostre esigenze. Il Sindaco di Palmanova Francesco Martinez, oggi è una giornata storica per Palmanova e certo che la prospettiva anche di una candidatura UNESCO che va a buon fine è molto incoraggiante. Beh, sicuramente abbiamo ottenuto a fine gennaio la candidatura UNESCO, adesso arrivano questo protocollo che è importante per le risorse ma è altrettanto, direi ancora più importante perché dà una speranza a questa città, al futuro di questa città, perché ci mette le risorse oggi ma apre su quello che è un programma pluriennale di interventi. Quindi questo grazie al Ministro Franceschini, grazie soprattutto alla Presidente Serracchiani che hanno avuto la sensibilità di capire che Palmanova è un grande valore per questo turismo, per la storia, per l'architettura di questo paese e della regione.